Buongiorno e benvenuti all'Almanacco. Oggi è venerdì 19 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:53. La luna si leva alle 9:43 e cala a mezzanotte e 41. Oggi si celebra San Romualdo, abate e fondatore dell'ordine dei Camaldolesi. Il nome Rodualdo ha antiche origini germaniche e porta con sé un significato di potere e prestigio. Infatti significa dominatore glorioso o colui che regna con gloria. Il 19 giugno è la giornata mondiale della drepanocitosi. Riconosciuta ufficialmente dall'ONU, questa ricorrenza mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia genetica dal sangue che colpisce milioni di persone con oltre 300.000 nuovi nati ogni anno, specialmente nelle aree dell'Africa, dell'India e del bacino del Mediterraneo. L'obiettivo è quello di migliorare le diagnosi precoci e l'accesso alle cure. Un traguardo importante per Anna Valle che oggi spegne 51 candeline. L'ex Miss Italia, diventata una delle attrici più amate della fiction italiana, continua a riscuotere successi con produzioni come Luce dei tuoi occhi e la nuova serie Le onde del passato. Una carriera solida costruita con eleganza e talento. Festeggia 60 anni Mario Giordano, il giornalista e conduttore volto simbolo di Rete 4 con il suo programma Fuori dal coro, che raggiunge oggi la cifra tonda. È noto per il suo stile comunicativo unico, fatto di toni accesi e scenografie d'impatto che lo rendono una delle figure più discusse e seguite dal panorama informativo italiano. E infine oggi compie 62 anni Boris Johnson, ex primo ministro del Regno Unito e leader del Conservatori. Johnson resta una delle figure politiche britanniche più iconiche e controverse del XXI secolo, protagonista assoluto della stagione della Brexit. Il 19 giugno del 1978 fa la sua comparsa un gatto destinato a diventare una leggenda. Pigro, cinico e follemente innamorato delle lasagne, Garfield debutta nelle strisce a fumetti di Jim Davis. Apparso inizialmente su 41 quotidiani americani, il gatto arancione ha conquistato in breve tempo il mondo intero, diventando la striscia a fumetti più pubblicata a livello globale. Come vediamo i colori e il buio? I nostri occhi utilizzano due tipi di sensori incredibili, i coni e i bastoncelli. I coni sono responsabili della visione dei colori rosso, verde e blu e funzionano meglio con molta luce. I bastoncelli invece sono i nostri campioni della visione notturna e sono circa 4.000 volte più sensibili alla luce rispetto ai coni. Essi ci permettono di distinguere forme e movimenti anche nell'oscurità quasi totale. Buongiorno ai 12, oggi gli animi sono un po' più calmi nello zodiaco e la luna si distanzia tanto da non essere molesta. Ebbene, cosa succede nello zodiaco? Ariete, per voi oggi luna sempre a favore, con una bella Venere che richiama l'attenzione sull'amore. Cominciate a organizzare un weekend pensando soprattutto alla romanticità. Toro, per voi la luna oggi è molto rispettosa, quadra con Marte, quindi oggi un tono di nervosismo un po' su tutti i piani. Gemelli, per voi invece la luna è amica, in una posizione in cui invece favorisce gli incontri che vi chiariscono alcune dinamiche, significati e soprattutto vi regalano novità. Cancro, per voi oggi la luna è estremamente connessa a Nettuno, oggi è una luna che porta chiarezza dentro di voi e che vi fa vedere le cose in una prospettiva migliore, soprattutto anticipatoria. Un po' di magia come al solito per voi. Leone, è una giornata oggi che vede la luna protagonista nei vostri gradi ancora, assieme alla bella Venere sicuramente. Entrambe interagiscono, l'una con Nettuno, l'altra con Saturno. Oggi siete proprio più padroni della vostra vita sentimentale e di quella pratica, professionale e lavorativo. Dateci dentro allora. Vergine, una luna che comincia a sussurrare, a far intuire qualcosa, a rendervi emozionali, una luna che apprezzerete tantissimo per tutte le novità che vi porterà.
Bilancia, per voi oggi la luna è un'alleata preziosa proprio perché chiarisce alcune cose, sia in amore che al lavoro. Molto probabilmente sottovalutate il fatto che Nettuno e Saturno, come combinazioni di pianeti in opposizione, creano un po' una confusione dove non si dovrebbe e un iperstacanovismo nella dimensione lavorativa, quindi dosate un po' le cose. Scorpione, giornata oggi particolarmente emotiva. Luna e Venere vi stuzzicano un po', mentre Giove e Mercurio tendono a farvi dire a volte anche un po' troppo. Sagittario, per voi oggi Giove sembra molto più attivo e si prepara già a saltare il leone. Ancora pochi giorni e vedrete che il vostro pianeta piano piano ritornerà a darvi luce. Capricorno, per voi oggi è una giornata in cui niente vi può fermare, proprio perché Mercurio e Giove vi aiuteranno a rispettare delle scadenze e a fare in tempo tutte le cose che dovete per raggiungere i vostri obiettivi professionali e ci riuscirete con grande facilità. Acquario, giornata oggi meravigliosamente dinamica, con la Luna e Venere in opposizione che vi provocano e vi fanno sentire che è nata un'attrazione molto particolare con qualcuno. Pesci, giornata oggi che vede Giove e Saturno essere vostri alleati, ma soprattutto un protagonismo del vostro pianeta Nettuno in Ariete. Il vostro pianeta vuole dirvi di prendere delle decisioni da capo, da conducente. Bene, buona giornata. Il 19 giugno 1862, in piena guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti compì un passo fondamentale verso la libertà. Fu approvato il divieto della schiavitù in tutti i territori federali. Questo atto preparò la strada al celebre proclama di emancipazione di Abraham Lincoln, cambiando per sempre il corso della storia dei diritti umani. In inglese si usa spesso il proverbio "Many hands make light work", molte mani rendono il lavoro leggero. È un inno quindi alla collaborazione, al gioco di squadra. Quando infatti si uniscono le forze, anche l'impresa più ardua diventa semplice. In italiano lo diciamo in modo ancora più netto: l'unione fa la forza. Francesco Baracca, l'asso degli assi, fu un pilota leggendario della Prima Guerra Mondiale con 34 vittorie certificate. Il suo simbolo, il cavallino rampante, sarebbe diventato l'emblema della Ferrari. Ma dietro l'orrore di guerra si celava un uomo dai sentimenti profondi. Lettere ritrovate decenni dopo hanno rivelato il suo legame segreto con Norina Cristofoli, allora giovanissima e futura stella della lirica, a cui l'asso dell'aviazione dedicava i suoi pensieri tra una battaglia e l'altra. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso. Sperando che questa giornata sia per voi ricca di vita e meno di logica, vi ringrazio per aver scelto il nostro almanacco. Io vi aspetto anche domani per iniziare assieme un nuovo fine settimana e vi auguro una serena giornata. A presto dalla vostra Jaire.